già in mente la squadra, l'obiettivo presentarla venerdì, così Mario Conte ieri sera a Ring, un assessorato in meno, riorganizzazione di deleghe e uffici, il nodo Fratelli d'Italia, confermati Manera, De Checchi e Tessarolo. I tentacoli della criminalità organizzata sull'economia interdittiva antimafia della prefettura nei confronti di un'azienda trevigiana che opera nel settore dei lavori ferroviari. Sarebbe stata arrestata perché in possesso di uno spinello. Ilaria De Rosa, l'hostess di Resana, in carcere in Arabia Saudita. Il console l'ha trovata in buone condizioni. Sollievo da parte della famiglia. Crollo del Ponte Morandi e le parole dell'ex AD di edizione Gianni Mion sono considerate inattendibili dai difensori degli imputati, ma l'ammissione che del possibile cedimento già si sapesse ha scosso l'opinione pubblica. Enesimo maxi raggiro legato al bonus facciate. Guardia di Finanza e Carabinieri scoprono sul lago di Garda una vera e propria attività di riciclaggio di denaro. Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene senza slogan sarà importante. Il monito del presidente di Confindustria Veneto Est nel giorno in cui nasce il patto di coesione sociale con i sindacati. Domani il Giro d'Italia in Veneto, 17ª tappa da Pergine Valsugana a Caorle. 11 comuni della Marca saranno attraversati dalla carovana rosa. Nel giorno della legalità, Zero Branco commemora i 2 carabinieri morti in servizio ad Albino Vanin, intitolata la caserma cittadina Manuele Brai, una stele nel parco adiacente. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con il sondaggio di Ring che torna questa sera in prima serata ed è dedicato alla tragedia che ha sconvolto l'Emilia Romagna e in generale il tema del rischio alluvioni. Questa è la domanda che vi poniamo. Rischio alluvioni, troppo cemento in Veneto? Utilizzate i contatti che vedete in questo momento per dare la vostra risposta. 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690. La telefonata è ovviamente gratuita all'esito del sondaggio questa sera durante la puntata di Ring. E proprio ieri sera era ospite di Ring Mario Conte, il suo secondo mandato, ha annunciato che la presentazione della nuova giunta sarà questione di giorni. Proviamo a darvi qualche anticipazione. Gli impegni che ci siamo presi sono tanti, le promesse che abbiamo fatto sono molto realistiche ma sono tante e quindi non abbiamo davvero tempo da perdere in discussioni o trattative. Venerdì conto di presentare la giunta perché il tempo stringe. Ospite a Ring, il sindaco di Treviso Mario Conte ha annunciato di essersi dato come termine venerdì per presentare la sua nuova squadra di giunta che lui vuole impostare nel segno della continuità. Tessarolo, Manera, De Checchi. Che dà concessione. Posso anche dir di sì, però voglio dire, è prematuro parlare di nomi. Nella mia testa lo schema c'è già, ammette, ma gli equilibri in maggioranza sono diversi da 5 anni fa. Vedi l'11% delle preferenze a Fratelli d'Italia e bisogna tenerne conto. Il sindaco potrebbe anche decidere di ridurre il numero degli assessori. Credo che Forza Italia giustamente debba essere rappresentata all'interno della giunta, così come Fratelli d'Italia avrà il giusto peso all'interno della squadra, la Lega e la lista Mario Conte. Le partite non si giocano soltanto sul tavolo della giunta, ci sono i presidenti di commissione, ci sono una serie di municipalizzate. Io guardo i migliori profili da inserire nel posto migliore. Il settore mobilità aggregato a quello all'ambiente e poi i grandi eventi, università, rivisitazione delle deleghe e dell'assetto degli uffici di Cassugana. E poi gli assessori devono corrispondere anche ai dirigenti, no? Per evitare che un assessore debba confrontarsi sui vari temi con 3 dirigenti diversi. Altri 5 anni da sindaco, ma per il 90,9% dei telespettatori che hanno partecipato al sondaggio di Antenna 3, Conte è l'erede designato di Luca Zaia alla guida del Veneto. Non vi nascondo che qualcuno ha cominciato a dirmi ma si potrebbe, però fino a quando c'è il presidente Zaia io sono sostenitore del presidente Zaia. I tentacoli della criminalità organizzata nell'economia della Marca arriva nella giornata della legalità la notizia dell'interdittiva antimafia adottata dal prefetto Angelo Sidoti nei confronti di un'azienda trevigiana che opera nel settore dei lavori ferroviari. Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Il prefetto di Treviso ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa trevigiana che opera nel settore dell'armamento ferroviario. La proposta della misura è arrivata sul tavolo di Angelo Sidoti dal gruppo Interforze istituito in prefettura, del quale fanno parte la direzione investigativa antimafia e le forze di polizia. Numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori, sintomatici di un tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale. In particolare
particolare consolidati i rapporti economici tra l'impresa ed altre compagini aziendali riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata, oltre alla presenza tra i dipendenti di numerose persone gravate da precedenti specifici in materia antimafia. Tutti elementi che hanno portato ad adottare l'interdittiva, una misura che, semplificando, impedisce di fatto al destinatario di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione. Lo scorso anno nella Marca, come emerso alla firma del protocollo sulla legalità lo scorso marzo in prefettura, sono state una decina le segnalazioni di aziende sospette, a testimonianza, come sottolineato allora dal prefetto, di quanto il tessuto economico trevigiano attiri gli appetiti delle mafie. Questo territorio è già appetibile perché è un territorio prospero, di diffuso benessere, con tante imprese grandi, medie e piccole, e quindi un territorio che è da sempre stato appetibile per la criminalità organizzata. Basta slogan sui migranti, nuova alleanza tra i sindacati e gli industriali del Veneto. Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta: pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180.000 le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta: chiedere al governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre, e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante. In una unione, in un unisono e in una visione che deve essere appunto comune. Se ne è parlato a Marghera in occasione della presentazione del Patto per la coesione sociale, firmato con CGIL, CISL e UIL. In evidenza anche le 30.000 aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. È evidente che rispetto a questo noi, attraverso il patto, anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma, considerato che dopo Assolombarda rappresenta la seconda più grande confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto, perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria. Il caso dell'hostess di Rezana arrestata in Arabia Saudita, il console generale italiano è riuscito a parlarle ieri sera. La ragazza si troverebbe in cella a causa di uno spinello. Ilaria è in buone condizioni. Le prime parole del console italiano a Jeddah, dopo aver visitato la 23enne hostess di Rezana in cella, hanno aperto uno spiraglio su una vicenda complessa, ancora tutta da definire. La giovane, arrestata a inizio maggio, ha firmato il mandato per avere avvocati locali consigliati dal consolato così da potersi difendere dalle accuse che le vengono mosse. Accuse che lei stessa per prima rigetta. Si tratta di possesso e consumo di droga. L'imputazione tuttavia non è stata ancora formalizzata ed è proprio questo uno degli aspetti su cui sta insistendo la Farnesina. Ilaria sarebbe stata fermata durante un controllo a una festa in villa. Sarebbe stata l'unica donna, forse perché non araba, a essere perquisita da alcuni uomini armati in borghese, un'azione molto invasiva, tanto da pensare nei primi momenti a una rapina. Secondo una ricostruzione circolata nelle ultime ore, la ragazza avrebbe avuto con sé uno spinello nascosto nel reggiseno. La mamma, Marisa Boine, e i familiari restano convinti che si tratti di un grosso equivoco. Ilaria, assicurano, non ha mai fatto uso di droghe. La notizia che la ragazza sta bene ha sollevato i genitori e la sorella. Chiaramente rispetto all'altro giorno un po' meglio, nel senso che almeno hanno una notizia che la figlia è là. Adesso chiaramente aspettano ancora notizie diverse, però che venga a casa, visto che non è accusata di nulla. Sembra che ci sono tante voci, tante accuse, ma io direi che forse c'è, come avevamo detto all'inizio della vicenda,
forse c'è un grande equivoco. La famiglia è in contatto costante con la Farnesina e del caso si stanno occupando anche l'ambasciata italiana a Riyadh e la Avion Express, la compagnia lituana per cui lavora la 23enne. La mobilitazione del governo italiano fa ben sperare per la liberazione della giovane hostess. È veramente un interesse importante da parte delle nostre istituzioni, quindi dobbiamo avere fiducia su di loro. Secondo me si sta lavorando, magari si sta lavorando probabilmente anche sotto traccia, senza pubblicizzare la cosa, però si sta lavorando per riportare Ilaria a casa, che è quello che vogliamo noi, lo vogliono i familiari, lo vogliono tutti quanti. Ennesimo maxi raggiro legato al bonus facciate, questa volta siamo sul Lago di Garda, coinvolto un commercialista trevigiano già al centro di indagini simili. I soldi guadagnati nella maxi truffa erano diventati l'enorme budget a disposizione da riciclare per comprarsi hotel, ristoranti e pasticcerie sul Lago di Garda. Un fiume di denaro grazie ai contributi per il bonus facciate. L'ennesimo raggiro è stato scoperto dalla Procura di Verona nell'indagine coordinata con Guardia di Finanza e Carabinieri. 10 persone arrestate, 3 in carcere e 7 domiciliari e una truffa da 17 milioni di euro. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri di Verona e Agrigento e dai Carabinieri di Verona, che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi fra Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia. Coinvolto anche il commercialista trevigiano Giorgio Scarso, già al centro di indagini sempre relativa all'erogazione statale per lavori edilizi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tra i provvedimenti anche un veneziano ultra settantenne finito ai domiciliari Eraclea. L'accusa nei confronti degli indagati è quella di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per l'illecita percezione di contributi statali per i bonus facciate, utilizzando crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano reinvestiti nell'acquisizione delle attività economiche nella zona del Lago di Garda. Oltre a queste, sigilli anche a conti correnti, altri immobili e auto. Il tutto, tra l'altro, aggravato dal carattere transnazionale, visto che gli indagati avevano operato sia sul territorio nazionale che all'estero. Giro d'Italia in Veneto domani, 17ª tappa da Pergine Valsugana a Caorle. Anche la Marca trevigiana sarà attraversata dalla carovana rosa. Ecco la mappa di tutti i divieti. Transenne già predisposte ai piedi degli accessi alla tangenziale di Treviso. L'arteria che collega i comuni di Silea e Paese domani dalle 13 sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia, così come non sarà percorribile la strada Treviso Mare fino alla fine del passaggio della carovana rosa. 17ª tappa del Giro d'Italia. 6 balconi, c'è già chi ha piazzato un fazzoletto rosa. La polizia locale è al lavoro da giorni per gestire il traffico, tra chiusure e deviazioni nelle vie secondarie. A San Giuseppe avremo l'uscita obbligatoria proprio per non impattare contro la carovana ciclistica. Sarà garantito l'accesso all'aeroporto e comunque a tutte le direzioni alternative per raggiungere la zona. Sicuramente anche la strada castellana sarà interessata da una deviazione verso la Noalese. Saremo presenti con un congruo numero di agenti e di volontari della Protezione Civile. Protezione Civile per distribuire bottiglie di acqua. Le temperature saranno roventi anche domani. È un servizio che stiamo organizzando in quanto sicuramente accoderemo in qualche arteria, in particolare la corsia della tangenziale, forse qualcosa in Castellana, ma saremo presenti per dare assistenza in caso di necessità di qualche accodamento. Occhi puntati sulle vie alternative direzione uscita ospedale e aeroporto. Tutti i comuni interessati al passaggio della carovana, Paese, Istrana, Vedelago, Castelfranco, Castello di Godego, Monastiere, Roncade e Silea, hanno sospeso tramite ordinanza la circolazione al traffico sulla regionale 53, via Castellana, via Postumia, fino alle 16. La viabilità alternativa sarà segnalata attraverso opportuni cartelli. La carovana è prevista per le 15:25, ma è anticipata dalla carovana anche pubblicitaria che circola su strade chiuse e questo lasso di tempo ci consente comunque di agevolare al massimo la uscita dalla tangenziale. Chiusi i caselli autostradali Treviso Sud e Meolo Roncade, sempre fino alle 16. Siamo al crollo del Ponte Morandi. Le parole dell'ex AD di Edizione Gianni Miona sono considerate inattendibili dai difensori degli imputati, ma l'ammissione che del possibile cedimento del manufatto già si sapesse dal 2010 ha scosso evidentemente l'opinione pubblica.
Del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile, mentre i difensori degli imputati al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova bollano così le dichiarazioni dell'ex AD di Edizione Holding Gianni Mion, la missione del manager secondo cui già dal 2010 si sapeva che il manufatto era a rischio crollo ha prodotto l'ennesimo duro contraccolpo per la famiglia Benetton. Nessuna dichiarazione da Alessandro Benetton, tornato al timone di Edizione nel gennaio 2022. In quell'occasione, così come nei successivi eventi pubblici, più volte aveva ribadito che quel dramma peserà per sempre sulla famiglia di Ponzano, aggiungendo: avremmo dovuto chiedere subito scusa. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi, e non sto parlando solo del Ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Le parole di Mion, ripetute fuori dall'aula di fronte ai cronisti, hanno scosso non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. I contenuti di quelle poche righe sono inquietanti, però io credo che bisogna stare anche in questo caso attenti ad avere reazioni scomposte. Io non giudico, certo sono frasi che aprono a una serie di riflessioni e mi ritorna sempre in mente una parola che però è la caratteristica principale dei sindaci veneti, che è responsabilità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, a Focus l'ingegnere, architetto e docente padovano Enzo Siviero si è detto dubbioso che ci fosse una reale consapevolezza della possibilità di crollo di un ponte ben progettato, dice, ma in realtà, come si è visto poi, mal eseguito. Che oggi il Mion se ne esca con questa cosa mi sembra più quasi una specie di processo catartico. Lui evidentemente si è reso conto che allora c'era questo problema. Non credo francamente che se si potesse immaginare che il rischio crollo fosse effettivo e imminente non avrebbero preso decisioni. Bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere. Io credo che sia stato un po' sottovalutato. Del resto avevano già predisposto un progetto di sistemazione complessiva, solo che ci ha messo un qualche anno per essere approvato. Si tratta di un groviglio complessivo di responsabilità nella quale tutti sono colpevoli quantomeno di negligenza. Siamo a Preganziola, ora rabbia e preoccupazione degli esercenti del parco commerciale. Dopo il rogo di circa 10 giorni fa, negozi ancora costretti a rimanere chiusi. Siamo a casa senza un lavoro e senza assolutamente un reddito. Sono passati quasi 10 giorni dall'incendio che ha devastato il Primarket di Preganziola nel parco commerciale di Via Europa. Il centro è ancora inagibile, sotto sequestro. Le attività che a causa del rogo hanno dovuto chiudere sono almeno una decina, che danno sulla piazza un bar, una rivendita di sigarette elettroniche, un'erboristeria e un negozio per animali, tutti chiusi. Nicola Cerolina, che con la moglie gestisce una scuola di toilettatura, è molto preoccupato. Noi abbiamo perso circa, posso dire, il 90% di quello che avevamo all'interno del negozio. In 5 ore sono svaniti anni e anni e anni di sacrifici e di lavoro. Noi ci stiamo già muovendo per trovare una locazione nuova. Chiaramente noi non possiamo spostarci, dopo noi sono 7 anni che siamo in quel posto e abbiamo tutta la nostra clientela, tutto il nostro giro. Sono decine le ispezioni tra periti e vigili del fuoco nell'intero stabile. L'inchiesta seguirà il suo corso. Nel frattempo l'esasperazione degli esercenti è palpabile. Alcuni preferiscono non parlare, altri come Nicola non si vergognano ad ammettere la grande difficoltà in cui si trovano. È brutto da dire, ma vediamo solo nero. Noi vorremmo in primis solo ed esclusivamente lavorare. Poi chiaramente se arriva un aiuto da qualcuno, da qualcosa, noi logicamente non diciamo di no, perché ripeto, in questo momento siamo veramente in forte difficoltà. A Roma ora con le immagini, perché è iniziato in Senato il percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata 50. Le persone ascoltate oggi in audizione, il primo a parlare il presidente del Veneto Luca Zaia. Noi andremo a portare la nostra posizione, che è quella di un'autonomia assolutamente solidale, di un'autonomia che non vuole spaccare l'Italia in due come qualcuno vuol dire, di un'autonomia che non è contro
l'unità nazionale, ma un'autonomia che è una vera assunzione di responsabilità. La parola responsabilità torna anche in aula, accanto a modernità e battaglia contro lo spreco. Non abbiamo la fissa dell'autonomia, ripete ormai come un mantra il presidente del Veneto Luca Zaia, ascoltato oggi in Senato. Portiamo avanti un progetto in cui abbiamo creduto, avendo come unico faro la Costituzione. È Zaia ad aprire i lavori di quello che a tutti gli effetti è l'inizio del percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata di Calderoli. Il costituzionalista Mario Bertolissi, l'ultimo ad essere ascoltato. In mezzo altre 48 persone tra sindaci, presidenti di regione ed esperti. Non abbiamo mai avuto disegni secessionisti. Beh sì, abbiamo sempre inteso che i padri costituenti siano stati chiari fin dall'origine. Se andiamo a leggere la Costituzione repubblicana del 1 gennaio del 48, è una Costituzione assolutamente federalista. La storia a partire dal dopoguerra fino al referendum del 2017. 2.328.000 veneti sono andati a votare, il 57% del corpo elettorale. Il percorso ad ostacoli per la sottoscrizione della preintesa e poi la ringa finale. Chiamiamolo federalismo da oggi in poi, forse qualcuno si adegua di più al processo, perché stiamo parlando di federalismo, forse la parola autonomia qualcuno fa venire l'orticaria. Se è un processo federalista, ecco, la Germania ha un grande modello federalista. Noi, guardate, se volessimo dire anche da un punto di vista proprio utilitaristico, diciamo così, non abbiamo nessun interesse che ci sia qualcuno in Italia che vada in malore, perché alla fine si rischia che il conto lo paghiamo sempre noi. Autonomia come sfida comune, opportunità per avere un vero controllo di gestione. Poi si chiama autonomia differenziata, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato, ma non è una frase sovversiva. 13 minuti fiume, poi le domande. Giovedì pomeriggio altra tornata di audizioni con ANCI, ANCE, CGIL, CISL e UIL, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Legambiente. Oltre ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato, ci sono anche quelli delle commissioni tecniche, quella sui LEP e quella sui fabbisogni standard. Politica, siamo a Vedelago per il ballottaggio. Ieri abbiamo sentito il candidato sindaco Giuseppe Romano, stasera sentiamo il suo avversario Marco Perin. Le priorità, come ho detto da sempre in campagna elettorale, sono principalmente due. La prima riguarda la grande sfida del PNRR. Abbiamo dimostrato, partecipando a 38 bandi, di essere stati assegnatari di contributi per 13.346.000 euro e per molti altri progetti siamo ancora in graduatoria. Se i cittadini ci daranno fiducia, sono sicuro che riusciremo a concretizzare delle grandi opere per il nostro territorio. Progetti che guardano al futuro, dunque, per Marco Perin, protagonista dello strappo con la Lega nel comune di Vedelago. Corre da civico e non con il simbolo del carroccio, che invece sostiene l'avversario. Se eletto, ha già in mente quale sarà la prima azione da primo cittadino. La primissima azione sarà la posa della prima pietra delle strutture per le quali abbiamo già affidato i lavori, quindi mi riferisco al Polo dell'Infanzia a Barcon, all'asilo nido di Casacorba e alle 3 piste ciclabili di via Castellana, via Spada e via Nazionale. E poi subito l'approvazione in Consiglio del piano degli interventi. Le persone più che i partiti, secondo Perin, a vincere questa tornata elettorale. Vedelago ha dimostrato che contano molto di più le persone dei partiti e questo è stato un grande segnale per me, di cui ne sono orgoglioso. È stata una campagna elettorale intensa, però come ho sempre fatto in tutte le campagne elettorali che ho affrontato, mi sono confrontato con le persone, io sono un uomo del popolo, vivo in mezzo alla gente ed è stato anche un momento per capire quali sono le reali esigenze dei nostri cittadini. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, ripartiamo dalla giornata della legalità. Siamo a Zero Branco che oggi ha commemorato 2 carabinieri morti in servizio. Vediamo le immagini.
Autorità politiche, civili, militari e religiose assieme al comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, hanno inaugurato la nuova stazione dei Carabinieri di Zero Branco, intitolata il Carabiniere Zerotino Albino Vanin, medaglia d'argento al valor militare, deceduto all'età di 21 anni in uno scontro a fuoco con alcuni malviventi nel 1924 ad Argenta, durante un appostamento in aperta campagna dove i banditi avevano nascosto della refurtiva. Madrina della cerimonia è stata la signora Margherita Vanin, nipote dell'eroe. Dopo la caserma, nell'adiacente parco, è stato inaugurato alla presenza commossa dei genitori e della sorella il monumento all'appuntato scelto Manuele Brai, medaglia d'oro di vittime del terrorismo, caduto il 25 giugno 2012 in un attentato in Afghanistan. Appena trentenne, Manuele faceva parte del 13° reggimento Friuli Venezia Giulia, sposato, aveva un figlio di appena 8 mesi. 2 giovani carabinieri di generazioni differenti, entrambi caduti in servizio nell'espletamento del dovere, celebrati in una giornata particolare, la giornata nazionale della legalità, istituita per ricordare le vittime di tutte le mafie. È questa l'Italia che ci piace, questa l'Italia che i carabinieri cercano di difendere ogni giorno in silenzio. Tanti carabinieri come Emanuele, come Albino, che anche oggi si sacrificano per le collettività, perché questa è la nostra funzione. Carabinieri come Albino Vanin, come Emanuele Brai, più di recente, hanno dimostrato dell'importanza del sacrificio per dare veramente la serenità e la tranquillità ad ognuno di noi. Con il cuore rivolto ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zero Branco, poco prima, hanno deposto un mazzo di fiori nella piazza intitolata ai 2 magistrati e ricordato una frase di Falcone. Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Una giornata indimenticabile, in particolare per i parenti dei 2 eroi. Ringrazio tutti per questo momento che è commovente. E ringraziamo veramente tutti col cuore. Grazie tante. C'è un'ultima ora, aveva chiesto 100.000 euro al Mario Ballottelli, famoso calciatore, per non rivelare una presunta violenza. Un avvocato trevigiano è stato condannato per tentata estorsione a 2 anni e 3 mesi di carcere. Qui si aggiungono 80.000 euro di risarcimento danni. La tentata estorsione, si legge nella notizia battuta dall'ANSA, sarebbe stata messa in atto, secondo la Procura di Vicenza, dall'avvocato trevigiano Roberto Imparato nei confronti dell'ex attaccante della nazionale di Inter, Milan e Liverpool, Mario Ballottelli. Siamo al Festival Jazz di Treviso, si parte domani sera con il primo concerto musica diffusa in tanti luoghi della città. Jazz che risuona nei luoghi della cultura della città di Treviso e non solo, dalla chiesa di Santa Caterina al Teatro Mario del Monaco, fino a Piazza Rinaldi. Treviso Suona Jazz Festival, il festival di musica jazz della città di Treviso, manifestazione ideata e curata dall'Associazione Urbano Contemporaneo in collaborazione con il Comune, torna con una formula suggestiva per promuovere il connubio tra musica, arte e architettura. Oltre alle sale da concerto, il festival, diretto dal contrabbassista Nicola Bortolanza, coinvolge musei, spazi espositivi locali e piazze del centro. Il via ai concerti è in programma mercoledì 24 con un piccolo all-star ensemble nell'auditorium della Fondazione Benetton. Protagonista della formazione è la giovane e affermata pianista Francesca Tandoi. Ora le notizie di Belluno e provincia. A Belluno, dove c'è molta indignazione per un video circolato in queste ore sui social, ritrae 2 ragazzine probabilmente minorenni che fanno a botte incitate da una folla di coetanei.
avete visto il video sui social? Cioè, sì. Non si sa perché è successo, perché... Sarà per colpa di qualche tipo. Sì, saranno robe tra ragazzi. Sì, comunque si parla di un mesetto fa, più o meno. Penso di sì, saranno 3 settimane. È una cosa che succede spesso? Cioè che vedete... No. Al momento non si sa altro di cosa abbia scatenato la rissa che vedete nelle immagini e che ha coinvolto 2 ragazzine probabilmente minorenni. Sullo sfondo, chiaramente riconoscibile, la cornice del Parco Città di Bologna in centro a Belluno. Sono immagini e voci che parlano da sole, emblema del culto della violenza e della voluttà incivile del recare danno ad altri. Nessuno interviene e anzi gli spettatori coetanei incitano allo scontro e sembrano festeggiare quasi inebriati una volta che tutto questo ha inizio. I riverbi anche violenti ci sono sempre stati, quello che invece lascia sgomenti è l'esaltazione di questi ragazzi, il gusto che sembrano provare alla vista della violenza e il condividere il video sui social quasi si trattasse di un trofeo da ostentare. Su questa e su altre questioni si interroga l'assessore alla sicurezza Damiano, che mentre attende l'esito delle indagini delle forze dell'ordine pone l'invito a non gettare benzina sul fuoco per screditare attraverso la strumentalizzazione di episodi violenti l'immagine di una città in cui questi episodi non sono all'ordine del giorno. Se fosse un episodio reale, è chiaro che si tratterebbe di un pessimo segnale, di un modello negativo rispetto al quale i giovani non devono assuefarsi. Da questo punto di vista mi ha molto colpito in negativo naturalmente l'istigazione del branco nei confronti di queste ragazzine. Abbiamo parlato a lungo, ricorderete, della protesta di titolari di bar e ristoranti per il costo dei plateatici. Oggi nuovo incontro a Palazzo Rosso. Comune e Ascom trovano l'accordo sulla revisione delle tariffe. A Palazzo Rosso si è raggiunto l'accordo. Il Comune di Belluno, d'intesa con l'Ascom, ha scelto di ridurre del 50% la tariffa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli esercenti dell'attività di ristorazione. La questione, ampiamente dibattuta nei mesi scorsi, riguardava il ritorno alla normativa pre-pandemia, ovvero la concessione di spazio calpestabile pubblico agli esercenti che avessero versato un corrispettivo di €2,94 al giorno per metro quadro occupato da deore e tavolini. Una cifra considerata improponibile da molti gestori che lamentavano ostruzionismo da parte dell'amministrazione allo sviluppo della città. Il Comune ha voluto quindi dare un segnale di apertura alle richieste dei commercianti che non nascondono ora la propria soddisfazione. È una soluzione concordata e di buon senso. Vedete, quando si riesce a dialogare insieme fra amministrazione e categorie, il risultato c'è. Erano richieste legittime, nel senso che in questi momenti bisogna guardare un po' anche alle attività che sono in difficoltà. Nel momento in cui un'attività ha voglia di fare una serata, loro lo possono fare perché questo lo può prevedere, però sempre nei limiti del regolamento. E quindi no all'occupazione selvaggia di parcheggi, marciapiedi, strade o qualsiasi altro luogo possa essere d'intralcio all'ordine pubblico. E proprio a questo riguardo si rimane in attesa delle disposizioni da parte della soprintendenza, che intende regolamentare una volta per tutte i DEOR attraverso un modello unico di uniformità architettonica. Venerdì mattina abbiamo un incontro proprio per decidere il colore, decidere la struttura come deve essere fatta, le distanze, cioè quello che serve per dare un'impronta, come ha detto qualcuno, ordinata a questa città. E qui l'attacco alla soprintendenza da parte di Confcommercio. C'è un'economicità territoriale che va salvaguardata. Salviamo il bello, ma guardiamo verso la modernità, le parole di Doglioni, che auspica un accordo con la soprintendenza affinché non vengano imposti vincoli irragionevoli che siano meramente un intralcio alle attività economiche. Sanità, questa mattina il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalbene ha incontrato il sindaco a Cortina Gianluca Lorenzi per affrontare insieme le tematiche emergenti di carattere sanitario. Dalbene ha assicurato l'importante sostituzione di un medico uscente dalla medicina generale, oltre a mettere a disposizione un ambulatorio al distretto socio-sanitario di Cortina allestito per questo scopo. Anche il primo cittadino Lorenzi si è detto soddisfatto del proficuo incontro con il nuovo DG, in cui sono stati approfonditi i temi dei medici di base e del futuro dell'ospedale Codivilla, attualmente cantierizzato. Si è giunti a delle soluzioni che troveranno presto soddisfazione, sono le parole del sindaco. Il prossimo incontro è fissato per il 31 di maggio. È tutto per questa edizione del telegiornale di Treviso, grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, ma il tempo rimane in prevalenza buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 24 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma sole ben presente ovunque. Tuttavia, sui monti nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche addensamento associato a locali piogge, probabilmente anche sulle zone pianeggianti limitrofe. Temperature in locale calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 22 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con qualche nube in più in corrispondenza dei rilievi, qui con isolati temporali non esclusi anche sulle pianure circostanti. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo tratti soleggiati ma con nuvolosità irregolare e qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.